Da Luca Lotti, ministro dello sport, e Campedelli, presidente del Chievo, oggi fianco a fianco nella visita che il ministro ha fatto al centro sportivo Bottagisio, di proprietà della squadra della Diga. Non solo una visita di cortesia, perché il ministro voleva vedere come saranno organizzati i lavori per la nascita del campo slalom al Canoa Center, che sarà pronto per marzo 2018 e ospiterà gare internazionali di canoa e rafting, e che ha casa proprio al Bottagisio, un progetto finanziato per 220.000 euro col fondo sport e periferie dei governi Renzi e Gentiloni. Campedelli ha accompagnato Lotti per tutto il Bottagisio, mostrandogli i campi esterni delle giovanili, la foresteria e la palestra di scherma, occasione questa per ricordare i mondiali dell'aprile 2018 al Cattolica Center, di cui Campedelli, grande appassionato, è tra i promotori. Lotti ha detto che il Chievo e il suo Bottagisio devono essere un esempio da imitare. Mi ha colpito l'organizzazione, ma soprattutto la lungimiranza con la quale qualche anno fa, perché alla fine si tratta di un investimento fatto non ieri ma già un po' di anni indietro, la lungimiranza con la quale si è investito nello sport, magari in un periodo nel quale investire nello sport non andava di moda. Campedelli si è schermito ai complimenti e ha rilanciato: il Bottagisio va ulteriormente sviluppato. Gli spazi sono un po' limitati, adesso vediamo un po' se riusciamo un po' a ingrandirlo in qualche maniera, però è un po' complicato. Però abbiamo cercato l'unico, spirito era: utilizziamo ogni centimetro quadrato possibile per poter valorizzare il centro e poterlo rendere fruibile a tutti quanti. Ecco, quindi ci sono altre idee in cantiere, insomma, qua dentro. Sì, ma adesso è presto ancora per parlarne, però insomma, qualcosa ci stiamo pensando.